Allora, eccoci ritornati in studio. Allora diamo la parola al professor Merigliano, prego. Mi riallaccio a una cosa che ha detto il professor Boron, il presidente Boron e il professor Deriu. C'è un altro grandissimo problema per cui noi abbiamo bisogno di un ospedale, perché tante volte si fa confusione e gli universitari vogliono la ricerca e questo, ok, è un dato. Siccome i dipartimenti universitari sono tra i migliori d'Italia, sono arrivati 30 milioni di euro nei prossimi 4 anni per il finanziamento dei progetti di eccellenza. Quindi essere i migliori porta risorse che verranno gestite dentro l'azienda ospedaliera. Ma c'è un problema ancora più importante e grave. Prendete tutti i medici del Veneto e andate a vedere dove si sono laureati. 90%, 95% sono laureati a Padova, una parte a Verona, ma a Padova. Nei prossimi 10 anni, e il presidente Boron lo sa perché è uno dei problemi più spinosi, noi avremo una carenza di medici. Stiamo andando in una fase in cui abbiamo una carenza. Già oggi l'azienda ospedaliera di Padova oggi ha 18 posti vuoti di anestesista, perché pensionamenti eccetera. Il concorso, già approvato dalla Regione, si aprirà il 3 di agosto, il 10 agosto, adesso cito dei numeri non precisissimi, ma perché? Perché dobbiamo aspettare i nuovi specializzandi, perché oggi non ci sono anestesisti liberi. Quindi un nuovo ospedale non è solo l'investimento per gli universitari, è l'investimento per la formazione dei nuovi medici del Veneto, è la necessità di creare una casa di formazione di medici di eccellenza che non si formano solo in questo ospedale, si formano anche con nuove tecnologie, si formano con necessità di andare sul territorio, per carità, eccetera. Per cui la visione di cui si diceva oggi non è solo una visione legata alla ricerca, certamente, come diceva il presidente Boron, è fondamentale. Nel mio reparto noi abbiamo circa il 35% di pazienti da fuori regione. Su alcune patologie i fuori regione sono il 50%. Allora uno dice: ma lavori tanto fuori regione? No, ma vuol dire che ai padovani diamo il miglior ospedale d'Italia. Questo è, cioè, siccome si parla tanto di mercato, avere persone che vengono da fuori vuol dire che l'Italia riconosce che sei, quindi i padovani hanno il meglio d'Italia. Allora sono tante le necessità che a volte si parla. In realtà l'ospedale di Padova ha una caratteristica che a volte viene misconosciuta. Io dirigo una struttura universitaria, sono un professore universitario da sempre. Io ho nella mia struttura 18 collaboratori, 4 sono universitari e gli altri 14 sono ospedalieri. E la mia struttura è riconosciuta a livello internazionale anche per il contributo di queste competenze scientifiche, didattiche del personale dell'ospedaliero. Ecco, professor Merigliano, dicevamo in apertura però che anche se andasse tutto bene, si trovassero i terreni, cioè che i terreni venissero ceduti, prima di 10 anni il nuovo ospedale sicuramente non ci sarebbe. Si resiste 10 anni all'interno della situazione o nella situazione attuale? Allora, se siamo eccellenti oggi, possiamo essere eccellenti domani. E come dice sia il mio rettore sia anche il dottor Flor, con cui ci confrontiamo continuamente, il vero problema è la certezza di averlo tra 10 anni o tra 12, perché poi sempre nella vita, dato un obiettivo, si fanno gli investimenti intermedi. Non è che la regione in questi anni, parlavo l'altro giorno con Flor, adesso arrivano le nuove TAC, la regione ha fatto un investimento stratosferico nel cambio delle tecnologie, con una gara tra l'altro centralizzata, per cui sono state comprate, non mi ricordo se più, 24, 26 TAC per tutto il Veneto. 26, 27, ecco. sì. E quindi 27. le tecnologie non è che è un po' la polemica, state spendendo 100 milioni per ristrutturare. Lo stiamo mantenendo. Se io anche decido di cambiare casa e di andare a vivere
nella stratosferica casa del professor De Riu in centro a Padova, bellissima, ma finché non cambio casa faccio manutenzione a casa mia, non è che li considero soldi buttati via, perché ci vivo. Quindi il castello del professor Meridiano. Il castello del professor Meridiano. Quindi la Regione non ha smesso di investire sull'ospedale di Padova, perché lo sta mantenendo vivo. E quindi, ma è l'obiettivo di cui noi abbiamo bisogno. Come diceva il Presidente Borò, è la certezza, 12, 14, 11, ma sappiamo che abbiamo un progetto davanti. Borò, una previsione. No, proprio sui parafrasando prima, il professor De Rio, quando ha detto io sono un fondista se vede l'obiettivo davanti, vede il traguardo davanti, tiene duro e arriva alla meta. Ma se non lo vede mai, prima o poi schiatta. E questo è il problema, è proprio quello. Se sappiamo che fra 10 anni c'è, perché è iniziato un percorso che è progettazione, ho la terra, la progettazione, comunque no, c'è un obiettivo importante davanti, tieni duro e combatti. Ma se non vedi mai la meta, se in lontananza non vedi mai la meta, anzi la vedi sempre che si allontana sempre di più, si rischia che alla fine imploda il sistema anche per, diciamo, una demoralizzazione. Cioè poi, secondo lei una previsione sulle tempistiche? Riesce guardi, a nel momento in cui la terra è disponibile, e quando si parla di 10 anni è il tempo massimo. Ma se non ci sono, perché poi la giustizia italiana, sapete benissimo, gare e quant'altro, basta un ricorso al TAR, al Consiglio di Stato, ma se non ci sono ricorsi o cause particolari, un ospedale oggi, al momento in cui se la terra si inizia a progettare o si finisce, si può fare in 6-7 anni, perché hai 2 anni di progettazione, 4-5 anni di cantiere. Noi ci facciamo il nodo al fazzoletto. Infatti è stato detto 10 anni facendo tolleranze. Una fulminea battuta sul professor Meridiano. È chiaro che in attesa della Ferrari non si può non mettere benzina e fare la manutenzione della Fiat 500 che stiamo usando è ben più di una Fiat. Sì. Io direi che allora sono circa 10 anni che noi facciamo trasmissione sull'ospedale di Padova, quindi sarebbe già cominciato da mo'. Ma evidentemente le vicende sono state molte. Quindi quello che io propongo è la continuazione di queste trasmissioni, periodicamente, e un aggiornamento su una trasmissione che includeremo in questa, che si chiamerà Memento. Cioè noi faremo il tormentone. Martella. Ogni settimana diciamo guarda che c'è l'ospedale da fare, no? Ecco. Ai buon intenditore poche parole bastano, ma perché se no, se le cose non vengono ripetute, finiscono con l'essere il caso eccezionale. Invece questo non è un caso eccezionale, questo è un caso ordinario, di ordinaria amministrazione, che ha un tempo, come diceva giustamente, abbastanza rapido se non si mette di mezzo il diavolo, e quindi potremo finalmente poter godere, prima di passare alla miglior vita, di un ospedale funzionante, bello, di cui saremmo orgogliosi, che peraltro io ritengo che si possa tranquillamente pagare, perché se un ospedale funziona bene e viene gestito bene, fa business. Non solo l'indotto, che è un guadagno collaterale, che è già enorme, e Padova ci ha vissuto su questo ospedale vecchio che abbiamo, ma soprattutto su un ospedale nuovo che creerà peraltro un indotto anche edilizio, perché spostando l'ospedale in un'altra zona che non è attrezzata con tutti quei servizi c'è una necessità di, abbiamo visto lo spostamento per esempio del tribunale dal centro di Padova vicino alla fiera, ha creato un indotto che negli anni sicuramente ha cambiato completamente la struttura della città. E così vale anche per l'ospedale, per cui vi inviteremo più spesso, inviteremo il Presidente il più presto possibile, anzi chiediamo a lui suggerimenti di come poter dare ai nostri spettatori notizie continue e costanti su questa evoluzione. Allora, un'ultima battuta per tutti e tre, allora, professor De Riu, come possiamo
Ma guardi, è un po' più ottimista adesso, dopo questa trasmissione. No, fino a quando non vedo la cessione dei terreni non posso essere ottimista, devo essere pessimista, anche perché io ho degli amici al comune, vi dico subito, io ho segnali di palate di sabbia, per esempio, le faccio un esempio, questo forse non lo sa neanche il presidente Boroni, io ho dei buoni amici qui a Padova, anche dentro il comune. In questo momento il comune, i funzionari del comune si sono messi in contatto con i proprietari delle aree private che devono essere cedute per raggiungere i 400.000 metri quadri, dicendogli ci dovete cedere l'area, in cambio noi vi diamo la volumetria. Ovviamente cosa gli rispondono i proprietari delle aree? Gli rispondono, prima cedi i terreni alla regione in maniera che abbiamo un segnale che l'ospedale si fa lì, perché altrimenti non possiamo restare col cerino in mano con la parte comunale non ceduta, quindi l'impossibilità di fare e sviluppare l'ospedale, gli resta il cerino in mano di aver ceduto un'area di 150.000 metri quadri per averne credo 10.000 o 20.000 per poter costruire delle torri che hanno un valore solo se si fanno l'ospedale vicino, e qui arriviamo al discorso. Quindi a questo punto non vorrei che il comune dica no, ma i privati non ci danno, quindi eccetera, quindi segnali tutti di palate di sabbia, quindi fino a quando Giordani non consegna i terreni di Padova Est a Zaia, o Zaia espropria i terreni, io continuo a essere pessimista. Boron, questa sera non abbiamo parlato dell'istituto oncologico, dello IOV, sede di Castelfranco, ma tornerà a Padova? Guardi, l'istituto oncologico Veneto, che si chiama Veneto e non Padova, ovviamente vuol dire che deve dare la propria prestazione a livello regionale, insomma. È una macchina molto complessa, di grandissima professionalità, non a caso si chiama IRCS, per un istituto di ricerca, e prende contributi a livello ministeriale per il fatto che fa ricerca, e non può che essere a Padova, perché è la vicinanza all'università che gli permette di essere IRCS. Insomma, la discussione su Castelfranco è venuta solo per un semplice motivo: 120 posti letto lo IOV a Padova, abbiamo un'emigrazione sanitaria verso il Friuli, verso Aviano, e paghiamo circa 50 milioni di euro di spesa sanitaria al Friuli per pazienti che qui non trovano spazio perché poi si allungano le liste d'attesa, e pertanto dovevamo dare una risposta ai veneti e ai pazienti che hanno necessità, ed è stato quello di un'area dell'ospedale di Castelfranco che ha messo in disponibilità ulteriori 150 posti letto, e questa è un ampliamento dello IOV di Padova. Non c'è necessità che da Castelfranco torni indietro, anzi c'è necessità che lo IOV di Padova si espanda ancora di più. Giusto. Perché è questa la necessità. I 150 posti letto a Castelfranco devono rimanere, sono i 120 di Padova che devono aumentare, ma abbiamo bisogno di struttura. Purtroppo siamo arrivati, quando il professor Caseno diceva dell'ambito economico, l'azienda ospedaliera di Padova, se non ricordo male, l'anno passato ha preso circa 60-70 milioni dell'immigrazione sanitaria, cioè di chi da fuori regione viene a curarsi. La maggior parte, il 50-60%, 70 milioni sono dell'azienda ospedaliera di Padova, di 150 milioni totali che sono quanto da fuori regione hanno pagato al Veneto, il 50%, 70 milioni sono dell'azienda ospedaliera di Padova. Quindi pensate solo
ha un centro di altissima specializzazione, di altissimo livello, di altissima tecnologia come il nuovo polo ospedaliero di Padova, cosa può attrarre? E si paga da solo, diciamola in maniera molto semplice per chi ci ascolta. È questo che io cerco di far passare il messaggio, lasciando stare quello che poi sono le diatribe su vecchio, nuovo, cosa rimane di là, quello guardi, tanto la programmazione sanitaria la fa il Consiglio regionale e la quinta commissione, di sicuro non la fa il Consiglio comunale di Padova. Io ne sono presidente, quindi lì passa la programmazione e di sicuro non in Consiglio comunale. Ma quello che voglio far ricordare a tutti, in particolar modo al sindaco di Padova, è che fare il nuovo ospedale di Padova, e chi alla fine firmerà la carta e lo fa fare, per quanto riceverà scontenti nella propria coalizione, avrà un merito che gli verrà riconosciuto nel futuro. Merigliano, il ruolo dell'università in questo caso è determinante. Il ruolo dell'università, no? Due cose. Lo IOV, come diceva giustamente il Presidente, è un centro di ricerca. Io ho 4 ordinari, 5 associati del mio dipartimento che lavorano allo IOV, quindi il nucleo storico, ma soprattutto il nucleo di ricerca, la leadership, il coordinamento della rete oncologica veneta resta a Padova, resta allo IOV, che poi una parte, e questa parte ha bisogno di nuovi spazi, di nuove tecnologie, la PET per la ricerca, cioè, quindi questi non vanno via da Padova, ma in un nuovo ospedale, il famoso polo che è di ricerca, eccetera, troverebbero una casa più adeguata che non in vecchio. Dimentichiamoci che il Busonera era Busonera ed era l'ospedale tisiatrico regionale, quindi da questo punto di vista. La seconda cosa, l'università usatela, dice il nostro rettore, è un centro di competenza, ha ingegneri, professionisti, svincolati da qualunque interesse, svincolati da qualunque problema. C'è un professore che ha collaborato al progetto, che è il professor Persona, che è uno dei più grandi esperti europei di logistica proprio infrastrutturale, che può dare contributi tecnici, non politici, ed è un'opportunità non per Padova, per mangiare, per chiudere 3 ospedali, eccetera. È ovvio che un polo delle fragilità, un polo che sia vicino al centro per gli anziani, per una serie di cose, può tranquillamente rimanere, ma quell'ospedale va rivisto, ripicciolito, va ridato spazi verdi al centro di Padova. Quindi da questo punto di vista anche molte delle, io le chiamo beghe politiche, possono tranquillamente trovare in un dibattito tra tecnici, come si diceva, una soluzione, perché non c'è nessuna voglia di prevaricare una cosa sull'altra, si vuole fare un progetto per la città di Padova. Certo, e noi resteremo sul pezzo, vero Armando? Certamente, vi inviteremo più spesso, così solleciteremo i nostri poteri decisionali ad andare nella giusta direzione. Va bene? Allora, grazie al professor Giovanni De Riu, grazie a Fabrizio Borona, Presidente della Quinta Commissione, Commissione Sanità della Regione Veneto, grazie al professor Stefano Merigliano per la partecipazione questa sera. Adesso andiamo in pubblicità, pochi minuti, poi rientriamo e parliamo del contratto di governo che oggi i grillini hanno votato sulla piattaforma Rousseau e che nel fine settimana la Lega invece farà votare i suoi a chi vorrà nei gazebo nelle piazze italiane. A tra poco, dopo la pubblicità.